Ciao tifosi del Napoli, iscrivetevi al canale e lasciate il vostro like così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato club. Forza Napoli sempre! In queste settimane abbiamo subito 3 sconfitte consecutive che ci hanno penalizzato. La squadra ha cercato di giocare con grande lucidità e anche con tanto cuore. I nostri tifosi lo hanno visto. Purtroppo abbiamo perso una partita in casa, che per noi era molto importante, ma il sostegno dei tifosi ci ha rallegrato. Sono 3 sconfitte pesanti e non ci siamo abituati. Calendari, assenze, rimesse laterali, rigori. Inutile parlarne, ma dobbiamo guardare dentro noi stessi e cercare di recuperare le energie fisiche e mentali. Ora la nostra mente è rivolta al Barcellona che conosciamo e andremo lì con rispetto, non con paura. Dovevamo essere migliori come squadra nel primo tempo. Non abbiamo mai pressato insieme, solo individualmente. Abbiamo subito un gol sulla ribattuta, ma la Roma ha giocato una grande partita. Poi nella ripresa ci abbiamo provato, ma questo è il calcio. Non siamo stati lucidi, ma dobbiamo ritrovarla perché ci sono partite importanti. Una vittoria può darci molta energia, ma dobbiamo trovarla dentro di noi. I tifosi hanno capito il nostro sforzo. Pavard ha una distorsione alla caviglia sinistra e lo vedremo nelle prossime partite. Giorni. Questo non è stato necessario, anche perché abbiamo dovuto apportare una modifica dopo pochi minuti. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news dal Napoli. Grazie. Continuare. Matteo Darmian, esterno nerazzurro, ha commentato con delusione a Inter TV la sconfitta a San Siro contro la Roma di Ranieri. Cosa è successo? È un peccato perché abbiamo perso 3 partite e perché abbiamo giocato tanto a questo punto della stagione. Non possiamo mollare. Nonostante le sconfitte, abbiamo ancora tanto da giocare. Sappiamo quanto sarà difficile, ma dobbiamo rimanere uniti come squadra e guardare al futuro. È un peccato perché si tratta di 3 sconfitte pesanti. La prossima partita sarà vincente e difficile. Faremo di tutto per fare un buon lavoro. Recuperare? Spesso questi giochi vengono preparati dagli stessi giocatori. Dobbiamo riprenderci fisicamente e mentalmente. Andremo a Barcellona per fare un bello spettacolo. Dobbiamo vincere e finché saremo in gara combatteremo per raggiungere qualcosa di importante. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Sei d'accordo con lui? O no? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!